diventa fondamentale avere un attaccante all'altezza con le sue caratteristiche. E gli ingredienti, poi ti faccio anche un nome, ma così, però prima ti do gli ingredienti. Gli ingredienti devono essere assolutamente la capacità di difendere la palla spalle alla porta. Amici bellini, come sapete i video sono demonetizzati per un problema mio che non vi riguarda, ma vi chiedo 2000 like. È la soddisfazione che dovete dare a Stefano, che è stato gentilissimo, e questa chiacchierata di calcio con analisi, con numeri, con approfondimento è uno dei momenti più belli secondo me di questo canale finora. Di interviste ne abbiamo fatte tante, ma a questa ci tenevo particolarmente. Godetevela, io do il benvenuto a ES, vi chiedo i like e godetevi. Sono mezz'ora in attesa della partita con l'Italia, poi dopo magari ci sarà reaction partita con l'Italia, vediamo di vederci, faremo dei video, ma questa dove parliamo di Napoli, ma parliamo in generale di calcio, del Milan, Lukaku, tutta una serie di cose, ci tengo moltissimo. Godiamocela. Amici bellini, è un onore, un piacere, qualcosa di straordinario. Voi lo sapete, io cerco sempre di alzare il livello e non posso alzarlo più di così quando chiamo Stefano Ferré. Grazie mille per aver partecipato. Grazie a te, è un piacere essere qui. Che presentazione, fin troppo davvero. Grazie di cuore dell'invito, sono molto contento. Voi conoscete Stefano probabilmente perché lui collabora con Cronache di Spogliatoio, ma hanno un sistema di analisi incredibili con House of Calcio che collabora. Stefano, come introducici anche questa piattaforma, questa realtà? Diciamo che House of Calcio è il canale media di Matten Sport, ci trovate su tutti i social principali. Matten Sport è un'azienda che lavora con Lega Serie A fornendo dati, analisi tecniche e statistiche, con dati di tracking, quindi dati molto avanzati, con tutte le squadre di Serie A di conseguenza, perché l'accordo con Lega ci permette poi di collaborare con tutte le squadre di Serie A a seconda delle esigenze, fornire i nostri tool, i nostri servizi principali, quindi è un mondo oscuro ai più, ma la match analysis, la data analysis in Italia crescono sempre di più perché crescono le fonti dato, non ci sono più solo i dati evento, quindi passaggi, tiri, ma si possono, grazie all'investimento di Lega Serie A molto importante, si può crescere anche dal punto di vista delle analisi, perché si hanno a disposizione tutti i dati di tracking, quindi quei dati che ti permettono di analizzare e calcolare, misurare gli spazi in campo, quindi le distanze, e quindi vedere i moduli dinamici, dove una squadra lascia spazio, dove no. È molto interessante, ti permette chiaramente di migliorare il tuo prodotto finale. Come dico sempre, per fare un esempio comprensibile a tutti, è come se tu ti ritrovi a cucinare con le materie prime più di qualità che esistano. A quel punto hai più possibilità di fare un bel piatto. Stessa cosa quello che sta succedendo oggi in Italia grazie a questo avanzamento tecnologico e informatico sui dati. Tra l'altro tu mi parli di dati, mi parli dei moduli dinamici e mi viene in mente che le analisi non sono mai fredde. Una delle cose, quando noi cerchiamo di analizzare i numeri, gli XG e le cose, sì, ma quelli sono i numeri, ma non sono assolutamente fredde. Io quando ascolto Stefano rivedo un romanticismo anche nell'analisi del calcio, perché voler andare nel profondo. Ti ringrazio, ti dico la verità, chi mi ha insegnato questo è Adriano Bacconi, che è il nostro responsabile all'interno dell'azienda, che mi ha sempre fatto capire che la vera sconfitta per chi fa numeri è parlare solo di numeri, dati, quindi in maniera fredda. Il vero segreto è partire da quello che i tuoi occhi vedono quando guardi le partite, dal campo, proprio dall'erba, dal calcio puro, e poi andare alla ricerca di dati e andare in profondità. Il collegamento deve essere continuo, perché sennò poi si finisce a dire il calcio dell'algoritmo, ma non è così in realtà, sono cose che in realtà devono andare di pari passo. Come per un medico c'è bisogno della tecnologia per migliorare i suoi interventi, così parallelamente nel nostro settore gli staff e gli allenatori hanno bisogno di dati per supportare le decisioni che però restano loro. L'uomo, l'allenatore, il dirigente continua a decidere, non sarà mai la macchina o il dato che cambierà le decisioni. Quindi per me è fondamentale, la parola chiave è la contaminazione. Quindi, come dicevano, no? Chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio. Perché? Perché è importante che tu
ti informi il più possibile nelle varie materie attorno al calcio per migliorare le scelte di campo. Questo è un mio mantra che davvero ho fatto mio e che mi aiuta tantissimo in tutto quello che faccio, insomma. Stefano, la domanda semplice ma la domanda chiave: come sta il Napoli? Allora, il Napoli, secondo il mio punto di vista, sta così così, nel senso che ho notato sempre, vedendo qualche numero, ma prima vedendo le partite, che rispetto alle gare precedenti l'intensità mantenuta dei 90 minuti è un pochino scesa. Se ci pensi, Napoli-Inter è una partita giocata dal primo all'ultimo minuto ad alta intensità, in cui tutti i giocatori stavano bene, al di là degli individui, delle individualità, di chi era in campo. Parlo proprio di intensità, e questa intensità portava un ritmo alto, una velocità del pallone alta e quindi una difficoltà necessariamente per gli avversari, al di là che sceglievi di aggredire alto, di aspettare basso e ripartire. Però mi sembra che l'intensità e il ritmo di quella gara fosse simbolica di un bel momento del Napoli, al di là dei risultati della vittoria nelle 7 partite. Il campanello d'allarme di Venezia arriva proprio perché alcuni dati fanno suonare l'allarme, su tutti quello della velocità del pallone. Il pallone è girato veramente piano, se ne è parlato anche nel post partita del campo, Perché No, ma perché andava molto piano, andava a 20 km all'ora la palla quando era nei piedi dei giocatori del Napoli, cosa atipica perché in Napoli-Fiorentina e in Napoli-Inter andava sui 26-27 km all'ora, quindi quando la palla gira piano sei più prevedibile. E poi ho notato, sia con la Fiorentina un pochino, che soprattutto a Venezia, che al posto che andare in crescendo, il Napoli andava in calando. Pensa anche a Roma, sia con la Roma che con la Lazio, al di là dei gol, perché poi noi ci facciamo tanto influenzare dal risultato, dall'episodio, dall'highlight. Certo. Però al di là del risultato, Roma e Lazio sono due partite in cui il Napoli ha dimostrato di stare nella partita dal primo al 90°. Poi ha subito il gol in entrambi i casi verso la fine, ma non ha mai dimostrato un calo psicofisico, che invece a Venezia ho notato. È mancata proprio quella spinta, quella voglia di, come si suol dire, tenere là il Venezia, provare a non farlo più uscire, che nei 20 minuti finali io mi aspettavo un Napoli che chiudesse all'arrembaggio. Invece è mancato, secondo me, non a caso ho usato l'aggettivo psicofisico, perché sono mancata sia la forza mentale che la spinta fisica per fare il gol negli ultimi minuti, nei 20 minuti finali. Quindi il Napoli, secondo me, sta così così, non sta male, non è una squadra che sta male, è una squadra che a 9 partite dalla fine, a mio parere, sente un po' di pressione psicofisica che penalizza un po' le prestazioni ultimamente. E ne approfitto, mi ricollego allo stato anche di forma del Napoli, prendendo una domanda dalla community. Si riguarda un po' la percentuale realizzativa del Napoli, che si è un po' abbassata nell'ultimo mese, no? La domanda era se è risolvibile con caratteristiche del singolo giocatore, che quindi banalmente ha più gol nelle gambe, oppure si può migliorare facendo dei movimenti diversi con quelli che attualmente hai comunque in rosa. Allora, io penso più alla seconda, perché delle tue ipotesi, cioè al di là degli individui, è ovvio che ti manca un giocatore chiave che ti fa fare il piano B della partita, cioè non ti va bene con il piano A, metto Neres e ho un piano B totalmente diverso, oppure al contrario, parto con Neres e poi cambio. Ecco, al di là di tutto io credo che si stia parlando poco di una delle assenze chiave del Napoli, che è proprio quella di David Neres, per il cambio della partita che ti può dare, l'impatto di un giocatore così bravo a puntare l'uomo, a creare proprio, ad alzare il ritmo quando non ci riesci con il giro palla, no? Il Napoli, lo dicevamo, a Venezia non ci è riuscito con il giro palla, avesse avuto Neres negli ultimi 20 minuti avrebbe potuto alzare il ritmo con i suoi allunghi, con la sua verve e la sua capacità tecnica, no? Abbinata all'aspetto fisico, ai suoi strappi. Però sulla capacità realizzativa io credo stia iniziando a pesare l'assenza di Anguissa e l'utilizzo un po' diverso di McTominay, al di là del Lukaku o del Raspadori, perché se io parlo di capacità realizzativa associo subito agli attaccanti. Però attenzione, il Napoli che ci ha fatto pensare possono davvero
vincere lo scudetto, è quel Napoli in cui le due vere punte sono le due mezze ali. Cioè Lukaku diventa quasi un rifinitore delle due mezze ali. Mai come quest'anno il dato degli assist di Lukaku è alto, perché è il regista offensivo del Napoli, è il giocatore dell'ultimo passaggio, dell'assist spesso proprio alle mezze ali. E quindi il fatto di non avere più Anghissà che riempie l'area, McTominay così alto e centrale ma un pochino più defilato, McTominay ultimamente quasi fa l'esterno sinistro, no? In questo pseudo 4-4-2, perciò io credo che la vera assenza sia proprio come il Napoli riesca a riempire l'area. Detto che poi parliamo sempre di una partita a Venezia in cui se nella prima mezz'ora il Napoli segna, siamo tutti diciamo tranquilli a fare un'analisi abbastanza positiva, però infatti io sto cercando di andare oltre il risultato e cercare di capire come mai è calata la percentuale realizzativa del Napoli. Forse perché c'è un utilizzo diverso delle mezze ali, tant'è che si usa Gilmour più come doppio play di fianco a Lobotka piuttosto che come invasore dell'area di rigore alla Billing in Napoli-Inter o anche nel precedente. Aggiungo un'impressione che ho avuto io guardando un po' tutte le partite. Ho l'impressione che il Napoli parte forte, cioè parte per subito cercare di sbloccarla anche nei primissimi minuti, cerca l'invasione immediata e poi magari, se va bene, se si riesce a sbloccarla subito, anche cercare il secondo gol nel primo tempo. Cioè non ci chiudiamo subito, c'è stata un po' questo mito di Conte che aspetta e riparte, ma è proprio così oppure è una questione di consapevolezza di non riuscire a mantenere quell'intensità poi per 90 minuti? Un pochino il problema che abbiamo avuto sempre, duriamo un tempo, alle volte il primo, alle volte il secondo. L'hai notato pure tu? Sì, allora io dividerei la stagione del Napoli in tre parti. La prima parte è quella da cui nasce il mito, cioè un Napoli più conservativo, un Napoli con il baricentro più basso, un Napoli che come dici tu prova a sbloccare, poi prova a gestire, a fare male in ripartenza, perché gestire non vuol dire essere difensivi, vuol dire sfruttare il tuo piano B, ovvero la velocità a campo aperto di alcuni tuoi giocatori. Nella prima parte c'era Kvara, c'era Neres che ti ricordi come entrava nel secondo tempo, quindi questo era il Napoli versione autunnale, un Napoli in corso di opera, in costruzione, che però non perdeva il suo cinismo, quindi perché Conte è così, poi la prima cosa che conta è la vittoria. Ricordo ancora quando raccontava del perché ha scelto quel nome poi per sua figlia, ecco, Vittoria, perché la sua è la sua priorità vincere, quindi anche in fase di costruzione della squadra tu devi pensare che non è che costruisco e me ne frego del risultato alla Fabregas, no? Che non vuol dire che sia sbagliato, però non è la tua priorità. Per Conte è costruire, ma sempre attorno alla vittoria. Poi c'è stata la seconda parte della stagione, che io giudico la parte d'eccellenza, in cui Napoli ha abbinato anche gioco inteso con il pallone, non più conservativo ma dominante. Abbiamo ripreso il possesso palla alto, che prima non aveva. Esatto. Di più la palla, alza di più il baricentro, domina in mezzo al campo, porta tanti giocatori in area di rigore. Vi ricordate di Lorenzo che sembrava tutto tranne che un difensore, no? Ma più un centrocampista, addirittura a volte un rifinitore. Le mezze ali lo dicevamo come delle punte. Ora quest'ultima fase del Napoli secondo me è un Napoli un po' acciaccato. Perché dico acciaccato? Per psicologicamente, perché la stagione è stata, è vero, questo diciamo titolo ormai abusato del si gioca poco, però dipende da che risorse tu hai, no? Grazie. Io impazzisco. Non te l'ho chiesto io, non te l'ho chiesto io, non ci siamo parlati prima. Ti è uscito da lui. Cioè, al di là del si gioca poco, dipende dalle risorse che hai, dagli obiettivi di agosto, dalla squadra che hai a disposizione, quindi è ovvio che l'energia psicofisica a marzo un pochino è normale che si faccia sentire, perché hai perso un po' di pezzi per strada,
dal mercato, dagli infortuni, perché alcuni giocatori non possono mantenere quello stato di forma che avevano quando il Napoli era dominante, quindi qualche acciacco fisico e secondo me anche un po' di difficoltà psicologiche hanno portato a questa situazione di una vittoria in 7 partite. Detto che non sono tutte le 7 partite fatte male, ripeto, con l'Inter il Napoli è stata della seconda metà della stagione dominante, ma anche Sì. con la Fiorentina per la tratti della partita. Quello che non riesce più a fare, però, che funzionava nella prima parte della stagione, è essere una squadra cinica. Cosa vuol dire cinica? Sia in possesso, quindi mi abbasso per ripartire, perché non ha più Neres, veramente molto sottovalutata la sua assenza dal mondo Napoli, e cinismo anche in fase difensiva, cioè il Napoli non prendeva mai gol, ma soprattutto non permetteva all'avversario di entrare in area di rigore a toccare la palla. Il Napoli, cioè, ti do un dato che ho visto, non ne ho parlato ancora, perché non ho avuto l'occasione, mi è venuto in mente mentre ne parlavo. Se voi andate a vedere le squadre che prendono più gol da fuori area in percentuale negli ultimi anni, non troverete mai una squadra di vertice e non troverete una percentuale così alta come quella del Napoli, che sfiora il 40%. Sta tra il 33 e il 38, adesso non ricordo esattamente perché non l'ho aggiornata prima di Venezia, ma tanto non ha preso gol, quindi non ha preso neanche gol in area. Però è una percentuale altissima di gol presi fuori area. Cosa significa? Ha una duplice valenza questa statistica. Da una parte ti dice che il Napoli è tosto, che non gli entri in area e non gli segni da dentro l'area, che difende bene. Dall'altra però ti dice che ha un problema, perché concedendo tanti tiri da fuori ha concesso anche troppi gol da fuori area. Quindi è un dato su cui riflettere, ma io voglio vedere il lato positivo, ovvero il Napoli in fase difensiva è molto roccioso, è molto solido. Una delle ultime partite che ha perso in questa fascia delle 7 famigerate partite, un gol se l'è fatto lui. Rachmani, sì. Cioè, quindi non è una squadra che ti dà l'idea di essere fragile difensivamente, perché te lo dicono anche i numeri, però ti dà l'idea di non essere proprio più chiusa, totalmente impenetrabile come prima. Perciò questa terza fase però è solo appena iniziata, mancano 9 partite in cui io mi aspetto, non so se potrà tornare dominante, ma sono certo che possa tornare come il primo Napoli di inizio stagione, comunque vincente. Con il recupero magari di Anghissà, di queste pedine chiave che insomma Anghissà lo puoi sostituire, ma ha delle caratteristiche molto specifiche. Stefano, tu mi parlavi anche di Di Lorenzo, e quando penso a Di Lorenzo penso immediatamente a quei moduli completamente, assolutamente variabili e a volte indecifrabili che Conte ci ha fatto vedere, quindi quei terzini, entrambi i terzini, perché Di Lorenzo lo faceva anche con Spalletti, essere a centrocampo, però l'abbiamo visto fatto anche da Olivera, entrare dentro al campo e quindi liberare tutta una serie di cose. Quando noi parliamo del modulo, e molti purtroppo sto sentendo, il Napoli deve tornare al 4-3 adesso con il 3-5-2, anche dalle hitmap o dalle reti dei passaggi, insomma da quelli che sono i grafici che non mentono, perché noi possiamo avere un'idea, un'impressione, però il grafico non mente. Che modulo sta giocando il Napoli? Sai perché uno si fa ingannare? Per l'interprete, cioè per l'uomo al di là del modo. 4-3-3 tu lo associ con oltre a Politano un altro esterno che ti punta, quindi non lo vedi e pensi che il Napoli giochi 3-5-2. Allora il Napoli, diciamo, se vogliamo dargli un modulo, il Napoli gioca 4-4-2, quindi con 2 difensori centrali, 2 terzini alti che sono Spinazzola e Di Lorenzo, 2 centrocampisti nel 4-4-2 che sono Lobotka e Gilmour, e l'altro centrocampista che è un finto esterno ma che gioca molto largo. Se andate a rivedere o ripensare la partita di McTominay contro la Fiorentina e contro il Venezia, non è il solito McTominay molto centrale, è un McTominay che tende ad andare a occupare quello spazio, perché torniamo da dove abbiamo iniziato questa bella chiacchierata, è un tema di spazi da occupare, non hai più un esterno vero che occupa. E non puoi pretendere che Spinazzola continui tutta la partita a fare su e giù, hai bisogno di un giocatore che supporti e vada a coprire anche quello spazio. E poi, chiaramente, avendo Raspadori e Lukaku, loro sono una perfetta coppia d'attacco sulla carta, e poi su questo ti ho portato una heatmap, non so se la potrai far vedere, però Sì. diciamo che il grande tema è l'utilizzo poi degli uomini, ovvero a Venezia abbiamo visto una cosa molto diversa, pur avendo lo stesso modulo rispetto che a Firenze.
Perché ti dico questo? La posizione di Gilmour. Gilmour con Fiorentina e Inter andava a giocare in non possesso, perché poi la vera differenza è questa. Cioè la domanda che tutti vi dovete fare quando vedete la partita è come si comporta la vostra squadra quando la palla ce l'ha lei, come si comporta la vostra squadra quando la palla ce l'hanno gli altri. Basta, non è una roba così complicata. Il Napoli a Venezia ha cambiato tantissimo il modo di comportarsi quando la palla ce l'avevano gli avversari. Perché se con la Fiorentina e contro l'Inter era aggressiva sui costruttori, quindi sui tre difensori centrali, Gilmour su Bastoni, su Ranieri. Gilmour su Bastoni, Gilmour su Ranieri, oppure Raspadori su Pavard, Raspadori sul terzo della Fiorentina. Col Venezia la scelta è stata diversa, è stata di lasciare Gilmour basso accanto a Lobotka per evitare che il Venezia avesse quello spazio tra la difesa del Napoli e il centrocampo del Napoli, quel famoso spazio dove Isaac se n'è andato a segnare il Lazio-Napoli sul lancio lungo, e Raspadori non sul terzo del Venezia ma dietro Lukaku a lavorare sul play del Venezia, Nicolussi Caviglia. La volontà credo fosse proprio quella di evitare che i lanci del Venezia potessero le seconde palle diventare pericolose per il Napoli, però l'esito è stato di una squadra che non è riuscita mai a recuperare alta la palla, tenendo così basso Gilmour e abbassando anche Raspadori, ma che ha fatto molta fatica, quindi quando attaccava poi necessariamente non riusciva a contrattaccare subito, ma subiva magari un attacco del Venezia e poi per ritornare davanti ci metteva un po'. Mentre con la Fiorentina e con l'Inter, il primo tempo contro la Fiorentina e il secondo tempo contro l'Inter, sono di una squadra che non ti fa letteralmente uscire. Bellissimo. Di Lorenzo, la cosa che ti voglio dire è che io vi consiglio per vedere come andrà la partita, guardate dove gioca, più che dove gioca Di Lorenzo. Più Di Lorenzo riesce a toccare palla nella metacampo avversaria, meglio è. Credo sia esattamente l'uomo dell'equilibrio del Napoli, più ancora di Lobotka. Se riesce a sganciare Di Lorenzo con il pallone o per vie centrali quando sostituisce il centrocampista centrale che si abbassa in costruzione, o per vie laterali quando riesce a duettare con Politano, se il Napoli alza Di Lorenzo e lo coinvolge, il Napoli di solito riesce a dominare di più. Se non riesce a liberare Di Lorenzo, fa tanta fatica a costantemente tenere la palla nella metacampo avversaria. Questo è uno stimolo che vi invito a fare nella prossima gara contro il Milan dopo la sosta. Che ci aspettiamo, perché poi il Milan è una squadra assolutamente indecifrabile in questo momento. Hanno tutte le armi e tutti i campioni che la possono risolvere da un momento all'altro, però il cambio da Fonseca a Conceição non ha portato una rivoluzione. No, anzi, il problema del Milan credo sia forse la parola chiave, c'è un po' di confusione, no, generale, sia in campo che fuori dal campo, che lo sai, non sono mai così lontane le due cose. Poi i problemi che hai in casa te li porti anche quando esci di casa, i problemi che hai fuori dal campo poi te li porti anche in campo. Le tante individualità del Milan portano i rossoneri secondo me essere una squadra completamente imprevedibile, però tu devi conoscere uno dei loro più grandi punti di forza e uno dei loro più grandi punti di debolezza. Il loro più grande punto di forza è quando hanno campo davanti, quindi immagina proprio al derby che ci fu Milan-Inter, una squadra che ha avuto tantissime opportunità in ripartenza, in contropiede. Ecco, il Napoli dovrà evitare quello di concedere campo al Milan, quindi io non mi aspetto per nulla un Napoli all'arrembaggio, ma mi aspetto una gara in cui il Napoli stia in campo molto equilibrato e magari un po' più basso del solito, perché il Milan aspetterà proprio quello, aspetterà di avere un po' di campo e Hernandez, Leao, insomma avere quel campo davanti da attaccare. Dall'altra parte il grande punto di debolezza del Milan, che oggi è un enorme punto di debolezza, è che il Milan non fa la fase difensiva. C'è una squadra molto pigra senza la palla, molto pigra, che se si esalta con il pallone e se decide di un po' lunatica come squadra, però se decide di esaltarsi con il pallone è forse una delle squadre con più qualità nel nostro campionato. Reinders, Pulisic, è capace di fare anche grandi rimonte. Guardate con Seisao quante ne ha fatte, perché il carattere comunque il Milan ce l'ha. Il problema è che è una squadra che spesso si prende male, si dice a Milano, no? Come termine. Prendersi male vuol dire quasi
intristirsi, impigrirsi e giocare tanto per, no? È un po', chiaramente sto un po' accentuando il tema, ma per farvi capire il concetto. C'è una squadra che ti lascia tanto, difende lasciando spesso anche la difesa alta e l'uomo uno contro uno pur non avendo difensori velocissimi. Insomma, più parlo di Napoli-Milan, più penso a quanto sia fondamentale, e non ho letto se tornerà, un giocatore dalle caratteristiche di Neres. Non so se tornerà già col Milan, però è chiaramente un'arma fondamentale secondo me per il Napoli nella sfida di domenica sera dopo la sosta. La speranza è che almeno anche un Okafor con caratteristiche diverse possa avere almeno una trentina di minuti, che qualcuno che punti l'uomo e che possa scompaginare anche da solo, non di reparto. Avrei tantissime altre domande anche sulla Serie A, perché io lo so che se parlo con te sono analisi vere, però so anche che la community vuole sapere di Napoli. E mi parlavi di Lukaku. Siamo a 10 gol, 8 assist. Io ricordo sempre che c'è un assist non contato perché ci fu una deviazione, ma alla fine il passaggio lo fece lui. Avevi dei movimenti con Lukaku e Raspadori che posso far vedere sullo schermo. Funziona la coppia. Allora, funziona. Sai quelle coppie quando si suol dire in amore, no? È tanto bello se non ci vediamo sempre. È perfetta per definire Raspadori e Lukaku. Cioè, più stanno vicini, meno funziona. Ti spiego perché. Perché Lukaku è il classico giocatore, l'attaccante migliore probabilmente ancora, tra i migliori in Europa, per smarcamento spalle alla porta, per ricevere palla davanti a sé con la porta alle spalle, no? Quindi lui ha letteralmente bisogno di avere l'uomo che lo marca dietro di lui e meno uomini possibile davanti a lui, che non ostacolino le linee di passaggio, che lo coinvolgano. Se voi fate caso, quando Lukaku è coinvolto o meno, cioè in base a quanti tocchi fa, capirete quanto il Napoli poi produce. Perché? Perché se trova Lukaku si accende la produzione offensiva del Napoli. Per trovare Lukaku tu lo devi trovare spalle alla porta, quindi Lobotka, Di Lorenzo, Gilmour, giocatori che giocano in verticale la palla su Lukaku, il Napoli guadagna campo e la forza fisica di Lukaku ti permette di fare leva e poi di creare pericolosità. Ecco perché Lukaku ha fatto 8 assist, perché è un po' come se fosse il sole del Napoli e attorno ci fossero i raggi che sono le linee di passaggio verso di lui. L'importante è che però non è più il Lukaku di qualche anno fa, che era anche molto forte nell'attacco alla profondità. Ora la profondità la deve attaccare qualcun altro, per esempio Raspadori. Quindi diventa importante che Raspadori si sganci da Lukaku, non stia vicino a Lukaku, non stia sulla linea di passaggio tra i centrocampisti e Lukaku, sennò porta densità anche avversaria. Quindi portare via Raspadori o più largo o più verticale, addirittura più alto di Lukaku, ti permette di portare via gli avversari e quindi avere più spazio tra i centrocampisti o il Di Lorenzo di turno e Lukaku. Quindi secondo me è una coppia che funziona, che sta funzionando. A Venezia non ha funzionato così tanto perché, se ti ricordi, quando prima ti parlavo di dove si posizionava Raspadori, andando a lavorare sul play del Venezia, recuperata palla, si trovava in mezzo alle linee di passaggio con Lukaku, quindi più densità, meno possibilità di trovare Romelu e quindi di coinvolgerlo nell'azione offensiva. Esiste un altro attaccante con cui Conte possa fare questo tipo di... perché Lukaku non è eterno. Io ho fatto un paragone con la batteria del cellulare. La batteria del cellulare dopo un po' di anni, anche se la carichi al 100%, non è al 100%. Quindi quello che mi sta dando Lukaku oggi, secondo me, è arrivato al suo 100%, ma di oggi, cioè di un Lukaku che ha una carriera alle spalle più che una carriera davanti. Sì. Arriverà un momento in cui, tempo l'anno prossimo, per esempio, continuerai ad avere Lukaku, ma gli si affiancherebbe, nella nostra ipotesi, un altro attaccante. Secondo te stesse caratteristiche o qualcosa di diverso? Stesse caratteristiche. Cioè, per il gioco di Conte è troppo centrale il ruolo della prima punta, per questo, chiaramente ipotizzando che rimanga Conte. Con Conte io credo che il post Lukaku debba avere 3 grandi caratteristiche
e debba tanto assomigliare a Lukaku. Il posto, l'affiancamento a Lukaku, cioè il Sì. perfetto sostituto, diciamo, fai anche la Champions League, quindi non puoi pretendere che Lukaku faccia tutte le partite, diventa fondamentale avere un attaccante all'altezza con le sue caratteristiche. E gli ingredienti, poi ti faccio anche un nome, ma così, però prima ti do gli ingredienti. Gli ingredienti devono essere assolutamente la capacità di difendere la palla spalle alla porta e lavorare con la palla. Quindi un giocatore che non sia il classico centravanti d'area di rigore, ma ami tanto venire incontro per le sponde. Quindi abbia anche una fisicità che gli permetta di fare le sponde. La seconda grande caratteristica, secondo me, devono essere i duelli anche aerei, quindi un giocatore anche che sui colpi di testa, sulle palle alte sia strutturato. La terza grande caratteristica, che pesco soprattutto dal primo Lukaku, quello che fece vincere lo scudetto a Conte, fu simbolo dello scudetto dell'Inter a San Siro, a Milano, è l'attacco alla profondità. Quindi un giocatore che quando hai un piano partita che ti costringe a stare più basso, ad abbassare il baricentro, tu hai una via d'uscita che è la palla in verticale e l'attacco alla profondità. Queste tre caratteristiche mi portano a farti un nome, che è Moise Kean. Questo secondo me è il centravanti prototipo ideale per le caratteristiche del gioco del Napoli, però ognuno poi ha i suoi gusti, vi verranno in mente tanti altri attaccanti. Io credo che per pensare al prossimo attaccante del Napoli noi dobbiamo pensare a queste tre caratteristiche: difesa della palla, gioco diciamo, sentirsi a proprio agio spalle alla porta, e non tutti gli attaccanti ne abbiamo tantissimi esempi, quindi essere a proprio agio spalle alla porta e attaccare la profondità con fisicità. Stefano, io non ti voglio trattenere, ti metterei in una bacheca nel canale. Però mi parli di Moise Kean. Oggi ci sarà la partita, stasera la partita dell'Italia con Spalletti. Prima di tutto, ti piacciono le nazionali o preferisci le squadre di club? Sinceramente preferisco le squadre di club, poi chiaramente per osmosi durante gli europei o i mondiali vengo anch'io assorbito, però sai, credo sia meno lavoro che si può fare. Sì, perché c'è meno preparazione, anche se ormai anche questo sta crescendo, perché molti allenatori si adattano alle caratteristiche dei giocatori nei propri club e poi diciamo, lo ripropongono nelle nazionali, però è proprio più una deformazione mia professionale, che lavorando tantissimo tutte le settimane di campionato, quando c'è la pausa nazionale, non essendo coinvolto per lavoro, hai, come no, una scarica di tensione che va via, e quindi poi adesso ci sono gli ultimi 2 mesi. Poi è ovvio che durante gli europei e durante i mondiali c'è un coinvolgimento maggiore, e comunque c'è sempre una preparazione maggiore anche dal punto di vista tattico. Cioè, mi ricordo gli scorsi europei, c'erano squadre che erano, al di là dell'esempio chiaro, eclatante della Spagna, però tante realtà che iniziano ad avere un'identità ben chiara. Noi dell'Italia l'abbiamo trovata dopo, purtroppo. Cioè, non è stato il tempismo perfetto gli europei, però subito dopo gli europei abbiamo costruito una nuova identità, che è quella che ci farà scendere in campo oggi, chiaramente con il modulo a 3-3-5-2 ben definito, che non cambia più Spalletti. Nonostante, insomma, io quando ho visto le convocazioni di Zaccagni e Politano ho pensato, ma forse si tiene anche la possibilità di un piano B, magari. Bravo, hai detto bene, è il piano B. È il piano B, e poi soprattutto ci sono giocatori che tu non puoi non convocare oggi. Politano, anche se giochi 3-5-2, e in alcuni casi il Napoli ha difeso a 5, e lui ha interpretato perfettamente il quinto offensivo, no? Quindi perché non convocarlo? Quindi gli vedremo fare il cambiaso della situazione. Sì. Soprattutto se tu hai una partita in cui devi spingere un po', hai bisogno di portare tanti giocatori in area, hai bisogno un quinto molto offensivo che sa rientrare. Ci sono tante squadre ormai che usano il quinto a piedi invertito offensivo, e Politano è l'esempio perfetto. Chiaro, deve stare bene fisicamente, ma oggi Politano è tra i top 5 italiani più forti della nostra nazionale, no? Io credo sia evidente, non può non stare convocato in nazionale dopo una stagione del genere, Politano. Anche senza quello che invece i tifosi gli contestano, è un po'... Cosa gli contestano i tifosi? Pochi gol. No, beh, certo, ho capito, però io lo capisco, però ripeto. No, io quello che sottolineo e ti do un assist è che Politano non è mai stato titolare inamovibile sempre per 90 minuti, ha sempre avuto un partner con cui dividersi i minuti, e anche Lozano poi ha cominciato a fare fase difensiva, non a livello di Politano, ma ha dato una grossa mano anche nell'anno di Spalletti. Venendogli a mancare un
partner di questo livello, perché Ngonga non viene mai utilizzato, Neres è stato utilizzato a sinistra, secondo me l'attenuante per i pochi gol ci sta. No, ma poi anche il modo di attaccare del Napoli, sai, se il Napoli fosse a trazione sinistra, per intenderci, quindi sviluppa tanto gioco da sinistra per poi andare a chiudere a destra, allora vi darei ragione. Ma il Napoli- Insigne Callecon, diciamo. Bravo, esatto, proprio quello pensavo. Invece il Napoli è chiaramente una squadra a trazione destra, cosa vuol dire? Che sviluppa molto da destra per poi andare da destra a mettere una palla in mezzo o andare verso sinistra e poi chiudere, quindi con le mezze ali invasive, il centravanti e eventualmente il lato sinistro. Quindi secondo me ci sta anche, no, che sviluppando tanto, cioè guardate quante volte il Napoli si traina in avanti sulla catena di destra, poi non può essere la stessa catena che anche rifinisce, ecco, quindi secondo me o finalizza addirittura. Quindi io credo che ci possa anche stare, io non credo stia sottoperformando dal punto di vista dei gol, capisco che gli possano tra virgolette mancare dei gol, però è una scelta quella di usare quella catena per costruire e usare un'altra zona di campo per finalizzare, quindi per me è in linea con le attese. Stefano, io ti ringrazio, non voglio, anzi voglio lasciare un po' di acquolina in bocca alla community nella speranza di poterti invitare di nuovo, perché poi so che quando ricomincerà il campionato avrai meno tempo a disposizione, ma ti voglio Lo ringraziare. troviamo, mi fa piacere. Grazie per la disponibilità, perché ho curiosità. Alla fine della stagione ci vediamo un'altra volta e vediamo un po' a che punto siamo con sia lo stato d'animo che le nostre analisi, mettiamo un po' insieme cuore e numeri. Perfetto, signore e signori, Stefano Ferré. Grazie di cuore ancora dell'invito, è stato un piacere. Grazie mille. Ciao.